Bene, dai, facciamoci questa partitozza contro un colombiano. Sì. No, Ecuador contro Don Poluque Tequetecu che ha appena annullato la partita e andiamo contro un messicano. Dai, questo è messicano. Me la ricordo perché è tipo la bandiera dell'Italia, identica, totalmente identica. Ah, tu vai, mi vai di colle. Mi vai di colle così, in maniera così. Non mi fai fare questa, però mi fai fare questa, che è sempre buona. Che è sempre buona. Soprattutto se mi fai arrivare... Questa qui mi fa andare in vantaggio, parecchio anche. Questa non me la devi far fare, perché adesso posso proprio chiuderti completamente anche con questa. E così sono in vantaggio di bestia però. Guarda che vantaggio di space. Allora, se ti faccio questa, credo che ti restituisco parte di vantaggio. Credo, non ne sono certo. Perché sei troppo tappato. Quindi faccio... Sei troppo tappato, amico mio. Se mi fai questa, mi rompi un po' le scatole. Però... La presa al varco, il presa al varchino... Vabbè, dai, te la faccio. Te la faccio, ma dopo l'analizzo, perché non sono certo che sia corretta. Ok, facciamo pressione sulla debolezza, teniamo la casa E5 come mai abbiamo fatto prima. Allora, se toglie la torre da qui perde il cavallo. Quindi facciamo togliergli la torre da lì. Come faccio a fargli togliere la torre da lì? Però posso fargli togliere il cavallo da lì. Giusto, no? Se fa questa spinta qui, toglie il cavallo. Ok, questo non è un problema. Spinta, toglie il cavallo e posso poi arrivare qui. No, non posso perché mi becco questa. Allora. Dobbiamo riposizionare un po' di pezzi. Ho già capito. Già capito qui com'è la situation. C'è anche Alfiere qui che è molto interessante. Però dovrà arrivare al momento giusto. Ok, allora su questa spinta io ho sempre questa, ma lui ha questa. Lui ha questa. Adesso la mia donna tra l'altro difende anche F2. Che cacchio ho fatto? Che cacchio ho fatto? Perché ho fatto una mossa di questo tipo? Perché ho fatto questa? Ma sì, tutto sommato mi va anche bene. Vediamo un po' com'è questa roba qui. Tac, tac, scacco. E se si rifugia qui sul bianco... Vengo qui giù e forse perde la torre. Sacrificio di torre, scacco. No, regina F7, non succede assolutamente nulla. C'ho alfiere qui, che però funziona. Vediamo se c'ho qualche sacrificio qui. No, c'è il cavallo, quindi questa sembra funzionare. Alfiere, su alfiere qui glielo mangio. Quindi, no dai, tutto sommato... Bene. Devo dire che hai fatto una scelta... Ah, no, aspetta, la devo analizzare. Cos'è che devo analizzare? Dovevo analizzare una cosa. Non mi ricordo, ho detto dopo l'analizzo. Ecco qui. B3, C5, 5. No, gli piace al computer. Ok, questa... Ok. Ecco, qui presa al varco. No, non la devo fare. Me lo sentivo che non dovevo farla. Cavallo E1, cavallo B3... Non dovevo farla. Dopo la presa al varco, lo sapevo, ho perso un po' di vantaggio. Oh, lo sapevo, questa la sapevo. La sapevo, ma era troppo carina. Era troppo carina. Cavallo E5 subito, diceva. Cavallo E5 subito. Perché su cavallo E5, D per E5, torre F5, F4. Non so se l'avrei fatto. Va bene, comunque poi la partita è andata. Ok, qui chiaramente il cavallo era difeso dalla torre. Bene. Facciamocene un'altra, abbiamo tempo? No, ne facciamo un'altra. Perché no? Perché no? Why not? Dicevano
gli inglesi. Tu sei colombiano. Oh, ogni tanto la indoviniamo. Tu vuoi mettermi l'alfiere contro il mio alfiere. Però io ho Rocco, quindi il tuo alfiere è indifeso, il mio è difeso. Questa è la piccola differenza fra me e te. Adesso arriva anche D5. Arriverà D5, sappilo. Arriverà anche E4, arriverà C5 da parte tua. Tu sei un C5ista o un E5ista, bisogna capire bene. Però E4 non può non arrivare. E4 non può non arrivare. No, non può arrivare adesso, però arriva adesso. Arriva adesso. E arriva adesso in questo momento qui. Allora, fatemela giocare con calma questa situation perché attimi di panico. Cavallo di 2. Cavallo di 2. Sì, cavallo di 2 dovrebbe essere la continuazione. O cavallo E1. Anche cavallo E1 c'è il suo perché. Vai, cavallo E1, scelta. Scelta. Su questa cattura di cavallo, lui mi cattura e io catturo in questo modo. Sì. Sì, perché no? Perché no? Che c'è di male su una cattura di cavallo e C? Ah, perché tu non eri costretto a catturare. Però se io torno, per esempio, alle origini e ti minaccio qui, tu ora mi fai torre qui e mi minacci qui, giustamente. Giusto, perché quel che è giusto, ma se io faccio così, tengo qui, torre C8, B3, diagonale lunga, B3 va fatta, B3 va fatta, alfiere B2, per forza, il prima possibile. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Cavallo C5. Cavallo C5 è una buona posizione per quel cavallo. Bravo che non me l'hai fatta fare, quindi io ti faccio questa. Tu vuoi spingere qui. Cattura, no, non puoi spingere lì. Posso farti F4 immediatamente in realtà. Così non perdo neanche il cavallo. F4, tu vai lì. Tu vai qui, però poi c'è questa casa. C'è questa casa troppo forte per te. Io devo giocare torre qui. Giochiamola. Giochiamola questa mossa. Ok, F4, cavallo E3, cavallo qui, cavallo E3. Ah sì, se tu torni qui mi dai fastidio. Se gioco donna qui, donna qui faccio pressione qui, come lo difende quel punto? Non so se ha difese, sai? Non so se ha difese su quel punto. Interessante partita. Attenzione qui che ho la torre bloccata. Attenzione che ho la torre bloccata. Ok, cattura. C'hai qualcosa in mente? No, mi sembra non c'è niente in mente. Andiamo. Oh, mi sbaglierò, ma dovrebbe funzionare. 1 minuto, 2 minuti contro 4. Attacco su questo punto. Io ti scaccio via qui. Tu dove vai? Vai qui per prenderti questa casa, che però non te la puoi prendere, quindi ti faccio anche F4. Non puoi venire qui con l'alfiere perché c'ho la torre. Ok. F4, dove vai? Vai qui? No, non puoi andare qui, devi essere costretto a venire qui. A this point, a questo punto, cavallo qui,
ci può stare benissimo. Sì, è la mossa giusta. Chiaramente su questa, ok, non so quale cavallo prendere. Questo direi, che ho sotto il pezzo. Va bene. Ok, raddoppiamo. Va bene, non è un problema, anzi sì che è un problema perché vado a perdere il pedone, quindi ci sarà questa mossa. Cambio di alfiere, il suo alfiere è chiuso. Il cavallo controlla questa casa d'entrata del suo cavallo, raddoppio di torri, premove, ok, c'ho il controllo della colonna, adesso il cavallo andrà anche a chiudere qui, non prima di essere entrato giù col mio cavallo però. Questo forse è un pochettino meglio. Attenzione alle case di entrata del suo cavallo, eh. Ah, se chiudo l'unica colonna, questa torre ha finito di giocare. Esatto, hai visto che furbo che sono. Questa torre finisce di giocare. Cavallo qui, non può andarci. Cattura. Ok, avviciniamoci col re. Buona, 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 buona. Buona, dovrebbe essere... Dimmi che è buona. Però c'hai F6. C'hai F6 tu, maledetto. C'hai F6. Hai F6. Ok, allora dai, facciamo così, così andiamo a supportare quel pedone. Andiamo a supportare quel pedone, su. Dai, 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 dai. Così ho due pedoni passati sostenuti. E buonanotte ai sognatori. Buona, questa è posizione vinta. Questa è posizione vinta matematica. Yes. Bam. Ok. Bene, 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 bene. Bene, bene, sono state ottime partite. Bella ragazzi, questa è stata molto carina. Un errore grave, analisi. Voglio vedere anche la percentuale di precisione. Sembra che sia stata 46 mosse, quindi in genere più la partita è lunga, più il numero di mosse, la precisione 80%, poca roba. Ah, qui tutto bene. Cavallo, ho subito D5 bisogna giocare. Bello, ritardata di una mossa. Cavallo D4 subito. Ok, qui D per C6. D per C6 cosa succedeva? Alfiere per C6, cavallo D4. Sì, ci piace, ci piace. Va bene, questa è sbagliata al 100%. Torre C8 era un casino. Qui devo giocare E per D5. Ok, tutti i nodi stanno venendo a galla. Torre D1, cavallo B5 mi diceva. Per fare questa roba qui mi avrebbe dovuto dare l'alfiere. Alfiere per C4 aveva qui. Alfiere per C4, pedone per, e su questa, donna C1, alfiere per B2, wow! Va bene, va bene. Vabbè, meno male che non l'ha vista, dai, era difficile da vedere ragazzi, dai, alfiere per C4, dai, come si fa a vedere? Sbagliata, cavallo C2, vabbè, va bene. Va bene computer, hai sempre ragione tu, devo dire che hai sempre ragione tu, cavallo C2 sempre. Ok, torre di 6, forse era un pochino meglio, ok, 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 ok. Ok, qui, alfiere lì mi diceva, va bene, va bene, va bene. Ok, devo salire col re, ma se lui mi faceva F6, io che facevo poi? G4, perché mi facevi giocare di qui? E qui che ho la maggioranza di pedoni, quindi ho giocato di qua, no? Era sbagliata? In realtà funziona anche di qua. Ah, perché se faceva A5, cosa che non ha fatto, mi avrebbe stoppato. Eh sì, anche lui c'ha ragione.
e invece mi ha fatto giocare, e qui chiaramente quando hai due pedoni passati e sostenuti fra di loro sono imbattibili, perché il re non può mai andare via, se no quello in punta scappa, no? E qui chiaramente va bene, si poteva anche mangiare quel pedone. Va bene, bene, ottimo, ci vediamo alla prossima ragazzi. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!